Sono gli spiriti benigni che vogliono proteggere la comunità. Prima di cadere definitivamente. È crollato. Saldi.
Facciamo un attimo spazio al pullman che deve che non si migliorano per niente a diversi di animali. I ragni erano messi a piante, stridio di catene e campanacci. Facevano davvero molta paura. La parte della maschera che copre il viso, come potete vedere, è realizzata col bacino d'acqua. Sono componenti da catene, campanacci e bastoni che sono utilizzati. vogliono spaventare. Sappiate che si diceva che non fosse bene essere avvicinati da lui. E poi c'è Somadori, che invece rappresenta l'uomo. L'uomo con la sua fatica, il suo tentativo di dominare le forze avverse. Questo rituale terminerà con la morte di Surzu, che feconderà la terra. E le donne ora sono pronte a benedire col grano. Una massiccia di pecora bianca e delle maschere molto particolari, un pelo selvatico. Suonono i loro 30 campanacci e compiono il loro rituale. È un rituale che ha differenze rispetto ad altri carnevali sardi. Una di allora, che vi ricordiamo è il simbolo di rigenerazione, è il simbolo di morte.
anche stavolta Surzu viene ucciso. Viene tenuto in dei campanacci che portano sul dorso. Cerca di invadere la nostra postazione, ma non ci riesce, perché viene tirato indietro. Si pensa di rimanere, si pensano loro. E grazie ai campanacci bene, riuscite prova a resistere, ma alla fine non ce la fa. Chi si muore? La terra.
Ecco la crusca che viene cosparsa su tutti. È di buon auspicio. Improvvisamente